L'elenco dei debiti contratti dal Comune di Favara è in costante aggiornamento. Ai circa 4.130.000 euro evidenziati recentemente nella relazione redatta dalla dirigente alle finanze, adesso se ne devono aggiungere anche altri 315.000 euro. Cifra che la Regione Sicilia pretende dall'ente comune per il servizio di nettezza urbana. In pratica, da Palermo hanno intimato al Comune di Favara di adempiere entro il prossimo 30 aprile al pagamento del debito contratto con l'ex Ato Gesa AG2. Un bel regalo di Pasqua per il Comune di Favara, che non è in grado di garantire neanche lo stipendio ai propri dipendenti e che deve scongiurare il licenziamento dei 56 ex LSU e 13 PUC. A questo bisogna aggiungere anche il mormorio dell'opinione pubblica con i contribuenti, circa la metà della popolazione, che deve caricarsi sul groppone i debiti contratti dalla cattiva amministrazione dell'ente e continuare a pagare gli esosi tributi anche per conto dei furbetti che evadono indisturbati. E c'è chi è pronto a scommettere che altre sorprese potrebbero ancora esserci nelle uova pasquali dei favaresi. Intanto ieri era il giorno della convocazione dell'amministrazione comunale alla Corte dei Conti per spiegare ai giudici contabili il motivo della mancata esecuzione delle misure correttive proposte nelle linee guida dalla stessa Corte dei Conti e approvate dal Consiglio Comunale. A questo punto forse solo un miracolo potrebbe salvare il Comune di Favara dal dissesto finanziario. Ai favaresi non resta dunque che pregare.